Ciao Aiu, ciao, eh, credo che sono in diretta. Per la prima volta sono lieto di annunciarvi che tengo pure i commenti subito a volo perché il grandissimo Carmine Guarracino me l'ha inviato il link dove si vedono i commenti. Quindi questo è un inizio particolare. Coppa 5 live è la prima volta che già tengo i commenti, quindi mi sento proprio fortissimo e faccio tutto che la stronzata ogni volta, voglio Molino, quindi a posto, lo posso già subito salutare. Il primo è lui, lo ripeto di nuovo, lo ringrazio perché come la creda ci aveva affaticato con lui, Carmine Guarracino, fortissimo. E poi saluto Danila Marinetti, Virgilia, nomi nuovi, stasera nomi nuovi, voglio e ci stanno pure, ci sono pure femmine, quindi voi dovete sapere che noi siamo sempre parecchi uomini quando facciamo i nostri live, quindi se la notizia sarà presa bene dagli altri. Vabbè, disturbo Stefano, me lo ricordo, stava pure l'altra volta, lo saluto. Francesco Riccio, Luca Saviano, Small Brain, mi pare che ci sia pure la da oggi. Poi ci sta più, nessuno più. Vabbè, siamo sempre pochi, però a noi non ce ne fotte proprio. Siamo una piccola comitiva, fra di noi ci divertiamo, ci riuniamo. Ma non lo so, ho detto qualcosa di male perché poi erano 15, verbosima è diventata 9. Non so cosa ho detto di male, però boh, andiamo avanti. Tra l'altro, ha scoperto pure come si bloccano i commenti, perché poi me ne va a dire solo a me l'altra volta, non so come, capette che se facevo con mouse così e mettevo diciamo la freccetta sopra i commenti si bloccano e giustamente l'ha scoperta così e quindi ora posso regolarmi anche meglio. Niente, che stiamo dicendo? Vai tu, siamo veramente pochi perché secondo me siamo grande fratello stasera, me l'hanno detto, qualcuno me l'ha detto, ha detto no, che il suo grande fratello stasera è meglio che ne fai proprio la live. Però io sinceramente, ma chi cazzo sono io? A me non lo so, rompo cazzi muri. L'avrei voluto commentare, ti dico la verità, però ci ho pensato troppo tardi, che si mi attrezzava, metteva una bella televisione a cacciavorimo insieme e lo commentavo, però sarà per la prossima volta, sarà per la prossima volta. Niente, come al solito io ho mangiato prima di fare questa cosa. Ogni tanto si mi ferma e mi viene un po' di come se sta fa un rut, non ci fate caso perché ho mangiato da poco tempo. E niente, secondo me si sono bloccate proprio i commenti perché poi veramente non vedo. Ah no, eccoli qua, eccoli qua. Stefano Disturbo e Miet presente. Stefano, mo poi ti metto presente nell'appello, che oramai qua veramente siamo quei 30, massimo 31 persone ogni volta siamo qui nella live, quindi alla fine. Ah, Small Brain, e sono Tommaso Cerullo. Ah, Tommaso Cerullo, come no, che mi ha scritto mo proprio pochi minuti fa. Però perché ti chiama Small Brain? Io non lo so. Proprio come fare vicino a me, che io non so nominare queste cose in inglese, mi metti in difficoltà. Vabbè, Luca Saviano l'ha già salutato, mi saluta pure lui. Buonasera a tutti, perché oramai si conoscono, frate, vi conoscete, capito? Small Brain, il minuto più lungo della mia vita. Che succede? Quale minuto? Non lo so. Non so se ci sta pure, come si chiama, un altro amico, mannaggia morto, ma ci ho dato un nome, no, Francesco Riccio da Milano ci segue Francesco Riccio, che poi è di Cura, però praticamente sta a Milano, sta lavorando lì. Qua, Narita Cozzolino, non mi sente, non mi sentite? Non mi sentite, voglio. Sto parlando solo io meno con. Aspettate un attimo. No, facetemi capire se mi sentite, perché ha detto Anna Rizzolino che non mi sente. Aspetta un attimo, adesso. Scusatemi un attimo, devo bloccare il YouTube. Ah, ok. Ok, ti vediamo, però non lo so io perché mi ha scritto. Scusatemi un attimo. Ogni tanto parte il video di YouTube se andavo in Ricci, come al solito. Ecco qua. No. Si dice Valerio Abbondante, ciao, ci vediamo. Ok, ciao Valerio, grandissimo Valerio. Antonio Puca, buonasera Antonio. Antonio, a te che se te volevo dire?
non sono capace di contattare Pietro. L'ho chiamato, anzi, lo chiamo di nuovo. Stasera doveva ritornare, perché come per chi non lo sapesse, non c'è stato queste 2 settimane perché è andato dalla ragazza in Sardegna, quindi fondamentalmente non è potuto esserci. E mo chiama, me l'ho chiamato anche prima, perché stasera pensavo che ci stesse anche lui, però non mi ha risposto, non lo so, è morto dall'aereo, oppure non lo so, lo sta, prima lo chiamiamo, lo chiamiamo proprio live. No, altrimenti, se non ci sta lui, stasera facciamo una bella cosa. Stasera invito qualcuno di voi a così parliamo un po', ci vedremo e facciamo una cosa così. Qui se qualcuno vuole venire in live, non si mette scuole a così, lo dicesse, lo scrivesse così io gli mando l'invito e si Amaron ciuffa fa. Aspetta ogni tanto la voce a me. Scusate, ogni tanto mi fermo perché ogni tanto parte a scimare la voce a me sotto e mi sente proprio me dà fastidio. Ora chiamiamo un attimo a Pietrevoli, vediamo un attimo. Vediamo se c'è. Vediamo se c'è. Felice Maiello intanto, grande Felice, eccomi ci sono sempre per te. Felice sei un grande. Felice già metti... Oh, frate, ma lo sai? Ah, eh no, perché qua stiamo Antonio Puga, stiamo sempre in diretta, allora sai, fammi vedere come sta. Ma comunque si ce la fai, stiamo un po' in diretta, stiamo facendo una diretta. Io purtroppo Pietrepul sta in Cumana, quindi non lo so, penso che non ce la fa. Ma poi, ci si ma roba, ha fatto collega, a boh, ciao ciao. Voglio, Pietrepul sta in Dacumano, sta in Dacumano, quindi penso che prima di domani mattina non ce la fa a venire. Allora, chi ci sta più? È ritornato lui, voglio, Gesù il misericordioso, che è uno che praticamente stava pure 2 settimane fa, se non sbaglio, e teneva questo nome che ci è rimasto molto impresso. E ogni tanto scrive queste frasi che mettono un po' paura. Per esempio, so cosa hai nel cassetto al tuo fianco. Allora, io ti voglio bene, Gesù, però non tengo manco un cassetto al mio fianco, cioè non c'ho nemmeno il comodino, voglio dire. Quindi non può essere che ho il cassetto, quindi provane un'altra e vediamo se ci riesci. Chi ci sta più? Ah, Positori, eccomi qui, grande Bruno, che Bruno pure ci segue spesso. E, sì, vabbè, Kacitka, vabbè, sei catafatto, Daniela, ma che cazzo vuoi dice su catafratto? Che lo dice sempre Andrea Di, però non ci mai capito che significa su catafratto, forse è il suo tormentone, sarà la sua... boh. Comunque, sì, voglio allora, chi è che può venire in live? Io provo a invitarlo. Chiunque vuole venire in live, parliamo, me lo dite, io vi mando l'invito. Quindi non lo so. Tini, buonasera, buonasera pure a te. Poi Savro Domido addirittura. Ciao Frank, sempre un piacere vedere i tuoi live, ma come mai per commentare non devo vedere e mi fa andare su una nuova pagina? Questo non te lo so dire, questo stiamo andando troppo nello specifico e come ben sapete io non sono molto esperto di questa cosa qua. Lo so, ti sentiamo. Ah, su Ismoso è arrivato un quarto d'ora dopo, questi commenti arrivano dopo, quindi non ci facete caso. Perché praticamente io prima avevo detto se mi sentivate, perché avevo paura che non mi sentivate, però poi ci sta pure Simona Capaldo che dice salutami a me con un bacio, bella scusa scuso, mamma mia, proprio cioè veramente quando noi facciamo il live, cioè veramente te le volla, ci fanno baffa a noi, te le hacker, sai che quindi un bacio seccoso, chiappo questo bacio. Oramai tanto stiamo facendo televolo, quindi vabbè, ti sentiamo a posto. Antonio Puca, c'ero vire e do fai scipura is rinda live. Guarda, dice la GIT, tu hai visto no, a telefono dal vivo a GIT, si ce la fai, mettiti in linea, a così ci facciamo, almeno perlomeno ne sta parlando, perlomeno penso che lo sapete perché siamo sempre stessi, quindi non è che... Ci sta Antonio Puca che
inizialmente quando facevo i live con Pietro non andavano tanto d'accordo perché c'era Pietro che raccontava delle storielle un po' troppo lunghe, un po' troppo noiose. E Antonio Puga lo punzecchiava e ci diceva Pietro non ci fottono. Però poi dopo, essendo stato anche io che l'ho fatti un po' pacificare, si sono diventati amici, comunque si vogliono bene, quindi ma gli manca un po', effettivamente gli manca un po' la presenza di Pietro, ma cercheremo di farlo avere. E stasera, la prossima volta, Pietro ci sarà. E stasera mi dispiace che non ci può essere nemmeno Giancarlo Cervelli, che purtroppo io a fare una partita di calcetto e quindi non poteva venire. Gliel'ho detto, però perché là da con lui si stava bene, perché se pure la chitarra faceva poche canzoni e quindi si stava bene. Voglio, che volevo dire, ma nessuno vuole venire in live. Ottimo. Quindi voi nessuno te ne vuole, non lo so, ma parlammo poco, no? Facevate un po' di compagnia, volete far parlare solo a me, vabbè, non fa niente. Comunque, ammannanza, ammannanza. Comunque, riposa Pietepul, ci mancheranno le tue perle di saggezza. Effettivamente Pietepul ne aveva molte di perle, ne aveva molte. Sì, però vabbè, non ti preoccupare, ritorneranno. Valerio Abbondante, appena volevo organizzare una pizza tutti assieme e dovevo offrire lui è sparito. No, no, non ne avevo. Pietepul già diceva, è uno di quelli proprio che non se ne fa proprio. Per esempio, io per esempio, se soffri una pizza, per esempio, più me lo fuessi, più mi darei per disperso. Invece, Pietepul mette mano a sacca, è uno che già diceva, non mi fa prendere collera. Chi si scivilla è capace veramente che a chiappe, no, quindi voi no, è un po' troppo. Hai fatto muto, no. Eh, Antonio Puga, Rip, Piettepool ci mancherà, insegna agli altri come sbagliare i pronostici, ma guarda, mi capisco, ha ragione. Boh, però ha fatto sbagliare uno solo, però altri due, no, cioè ha spiegato, in pratica lui prese due bollette una volta e si iniziò a vantare di questa cosa che lui prendeva le bollette e osò di dare un pronostico per una partita che mi pare che era Napoli-Sassuolo e poi praticamente pigliai e cacai malamente perché sbaglio qui. Bruno Esposito se la ride sulle perle di Antonio Fuca. Francesco Riccio domanda se ha fatto biglietti per Tepulli in Nacumano, non lo so, ma penso che no, perché Is non lo fa mai un biglietto, cioè Is è proprio esagerato, lui non li fa mai, ma per esempio i podcast io lo faccio, perché ma lo faccio proprio non lo dico, però ci tengo a specificare questo, però come da far capire, Is non lo fa nemmeno, dice no, io non voglio fare un biglietto, non lo so. Comunque, saluto pure Bohemian06. Ciao Fabrizio, Bohemian06. Mi pare che stava tipo alla prima puntata, se sbaglio, perché io tengo una bella memoria ogni tanto. Mi ricordo che tu stavi o alla prima o alla seconda puntata. Vabbè, ti saluto, non so se manco si ferma, si maschi, però ti saluto. Felice Maiello mi dice: si è appena rotto il modem di Sky, non sapevo che cosa fare. Mi sono ricordato della tua live e ho trovato qualcosa fa, ma si proprio rossa, felice, è proprio grande. Mi fa piacere, voglio, mi fa piacere, perché stiamo qua, parliamo poco, guarda. Alla fine ci passiamo un'oretta. Francesco Riccio, invio Cerro, metta a fu caffè. Ma mi chiamano qua, non avete capito niente, allora, cioè, il live io vi posso invitare, non a casa mia a più caffè a fu, vi posso invitare con ora, in questo momento qua, vi posso dare un invito, anzi si deve Gmail però, e praticamente voi entrate, come state monitor al computer, stiamo registrando e piette pure, siamo così, quindi tra sì parliamo, però se volete, se no io parlo solo io, posso parlare pure solo in un'oretta, non c'è problema. Domidò, Frank, ma ci sei? Non ti arriva i messaggi. Allora, Domidò è un amico mio, non so se ve lo ricordate, ogni tanto io metto qualche sua canzone sulla pagina Frank e Cerrone, allora lui mi sfotte perché mi chiama Frank, perché sa che io sono Cerrone e mo parlo e mi chiamo Frank, ma io non sono Frank. Allora, c'era una domanda, cosa ne pensi del turismo a Napoli e di come trattiamo i turisti?
Domanda seria, Mirko 100 anni si chiama questo. Mirko, e che già pensava del film a Napoli, come trattiamo i turisti? Bella domanda, come stai dicendo. Ma tu forse a cosa ti riferisci? Fammela meglio la domanda, fammela meglio, perché poi io posso intendere male. Fammi una domanda, come trattiamo i turisti in senso quando succedono le cose di scippo, queste cose qua? E beh, mi dispiace quando succede, però poi alla fine io penso che non è che tutte le volte che vengono i turisti succede una cosa di questa, non credo. Comunque è una domanda troppo aria, no? Allora, Bruno Esposito, ragazzi, a proposito di Telulla, ma non avete mai pensato a una parodia sul boss delle cerimonie? Wow, Yassima. Bruno, nemmeno a farla apposta, proprio oggi ho visto un link di certi ragazzi, non lo so se erano di Napoli o no, che hanno fatto proprio questa parodia del boss delle cerimonie. Perché secondo me questa cosa è una cosa che è un'idea che secondo me l'hanno avuto tutto quanto. Perché ovviamente, a parte il fatto che il programma io l'ho visto mezza volta e già ci me una parodia, perché già come ci fa capire, cioè, cazzo parodi ci fai, è già is una parodia. Però ci abbiamo pensato, sono sincero, ci abbiamo pensato a sta cosa. Però se era troppo crudele, cioè, sarebbe stato troppo un casino. E poi o tempo che noi ci mettiamo un sacco di tempo a fare queste cose. Quindi o tempo che il fatto di fare questa cosa qua, secondo me un po' strisciare già era fatto già e quindi preferire cose un po' più facili. Eh, Luca Saviano, fa prima Giancarlo, no, ho detto prima Luca che Giancarlo Candy c'ha te una partita di calcetto, non poteva venire. Io spero per la prossima volta che era che cazzo, Giancarlo che la chitarra era che cazzo. Virgilia Fabri, ma che hai mangiato? Voglio, meglio che non ti faccio mangiare, perché ho paura di fare tardi. Oggi mangio mangiato una pizzetta a mondo santo, non una pizzetta però, una di quelle cose fritte che patanamente, che faccio schifo, ma da mangiare per fame, perché avevo paura di tornare qua e non ce la facevo a mangiare, non ce la facevo a fare. E quindi la città, fa mangiare una cosa, mi sa che ma ci proprio schifo proprio. Allora, eh, Antonio Cuca, cioè, non posso venire perché tengo la webcam, anche la webcam, e manco un microfono, pure. Ma per la prossima volta cerchiamo di organizzare. Oh, ando, ma tu sei inquadrato. Ma meraviglia di computer, che a chi si punta. Però, boh, cioè, io pensavo che ero io quello che stavo nato vicino al computer, però io il cuffietto mi ha già fatto, ho girato il cuffietto sul telefono, poi tra l'altro. Alla webcam la tengo perché è una cosa che non è del computer, proprio cresciuta in due computer, no, la tengo perché mi ha accattato. La puoi prendere un qualche del video, che succede ancora, si prende, però si vede bene, credo che è una bella web. Adesso, Valerio Abbondante, Fabri, per il live decidi tu. Che cosa c'è di dire? Che cosa c'è di dire? Ah, decido io forse chi devo invitare. No, a me chiunque, a me non importa, basta. Oh, Luca Saviano, Fabri volesse venire volentieri, ma non ho la webcam, mannaggia pure tu, ma che è? Poi giù, ma sto livello, veramente costano poco. Poi io la giocato a 10 euro perché l'ho giocata all'epoca e secondo me mi hanno fatto festa pure. Però la webcam costa 9 euro, mi pare, 10 euro, una così. Simona Cavallo, no, 6 spettatori. Mommi la gelatina verde che sta in coppo congelatore. Allora sta gelatina in coppo congelatore. Congelatore. O cambi il cuscino della almeno spezzi sto colore grigio che alquanto vedo ti fa uscì pazzo. Non l'hai già capito sta cosa, non l'hai già capito, Simo. Capo non so se sei spettatore, siamo 22, Simo, quale sei spettatore? C'è un nome nuovo, Lino Giro, che per esempio è un nome veramente che già è un programma. Che Roma, pasta e fasullo, ce la mangiamo stasera? No, la da volta ci fu ah, poi ma mangiai, ma non la sera, ma mangio una roba che la pasta e fasullo, perché praticamente poi una roba anche più buona. Cazzo, è tutto bello fatta a mestiere. La sera non ce la facevo, perché poi è passare, è troppo tardi, mangia pasta e fasulli già in quanto a scorregge io sono uno che veramente le fa non so pazzia, veramente faccio un sacco di video, veramente, più si mangia pure i pazzi e fasullo, veramente c'è proprio da divertirsi. Allora, Francesco Riccio, Francesco Riccio, ritornando al discorso del biglietto della Cumana, ha detto un biglietto ancora che lì, c'era
No, però c'è stato, sai, c'è un momento in cui io, effettivamente, perché tu quando accatto un biglietto, poi dopo, dici, ma almeno io lo timbro veramente quando serve. Allora, sai, tengo sempre lo stesso biglietto, fondamentalmente. E mi ricordo che c'è stato un periodo che io tenevo un biglietto veramente che lire, ed era arrivato all'euro. Allora c'è tantissimo, uno ha cercato a forza un biglietto. E mi dispiaceva perché almeno l'avessi timbrato, l'avessi utilizzato. La vettaitta chi nulla che lire, ma è più biglietto con l'euro. Vabbè, comunque. Eh, giustamente però Carnacchi 79 dice bisogna farlo il biglietto. Ma infatti io lo faccio il biglietto, è che non lo timbro, è che è diverso. Io, chi si è mai messo a entrare a timbrare il biglietto, aiuto, cioè, veramente io poi prendo spesso il pullman, quindi posso una spesa proprio troppo rosso io. No. Allora, eh, Bohemian che hai scritto, Fabrizio sono Rosaria, non so, Rosaria Cabellone, mannaggia miseria, Rosaria, dicevi, scusami Rosa, ma io non mi potevo ricordare questa cosa qua, e però mi ricordo che c'era tipo la prima, la seconda live ci stava, quindi, perché non vogliamo che non mi gusta, non passo, come si chiama, su YouTube, non Bohemian, come fa? Comunque, Antonio Puga ancora, che hit Franci, penso con biglietto, aspetta, chi può scrivere napoletano? Franci, penso con biglietto l'ha mai fatto. Francesco, penso con biglietto non l'ha mai fatto, dovevi stare una volta quando raccontò che in gioventù si fa ma pare a Napoli, Rimini o Bologna senza biglietto a clandestino proprio. Eh sì, ho vero questa cosa, che si faceva Napoli, Rimini senza biglietto. Ricordo che stai raccontando questa cosa, là, hai ragione, hai ragione. Francesco Riscio, o Cerro, o Saccio Cerro come venga a casa tu visto un a Milano. Lo Saccio, hai ragione, Luciano, effettivamente. Ah, poi tu stai casa a piano, però sai dove trovarmi. Ehm, Salvatore Bellini me lo ricordo, poi io Salvatore Bellini tipo Milano, no, so pazziangene fotte però mi ricordo questo fatto che tifo Milano, perché lo disse a lui, dice ma io sono milanista, ma non è che amo a tifo, no, Salvatore Bellini ce ne fotte, però tanto Milano sta in Iago, fondamentalmente anche il Napoli, però vabbè. Ragazzi, lo so, però Salvatore Bellini è un signore, sarà anche milanista, però è un signore. Guarda qua, ragazzi, scusatemi per il ritardo, come state? Voglio dire, mo, è vero che voglio un tifo Milano, però c'è un'educazione, va salutata a tutto quanto. Scusatemi per il ritardo, quindi per me sei scusato pienamente. Poi non so se ti vogliono perdonare, ma penso di sì, perché ci mette a buona parola io. Che cosa? Bruno Esposito, sì, ma fa cagare. Se la fate voi è un altro livello. Bruno Esposito forse stai riferendo alla... Voglio bene, Bruno, si sta riferendo alla... come si chiama? Del posto delle cerimonie. Sì, vabbè, in uno staccio, non l'ho visto, non lo posso giudicare, non lo posso giudicare. Mi fa piacere che tu dici che noi la facciamo meglio, ma no, questo non lo so, quindi... eh, Domino, stai dicendo che c'entra che ti conosco e per questo ti chiamo Frank. Il tuo nome d'arte non è Frank Cerrone, no, è Frank e Cerrone. Chi la prima da variare? Però ci sta sempre su questo, c'è sta questa, come si dice, qualcuno mi chiama Frank perché si pensa che è Frank Cerrone. Forse voi no, perché voi state qua, ma mi seguite, però è Frank e Cerrone. Per chi non lo sapesse, ogni tanto lo dico così, lo am sta confusione. Ehm, Gennaro Rattuso, buonasera alla stanza, grandissimo Gennaro Rattuso che sarebbe poi Fabio Maglione, un grande amico mio che penso lui, poi non lo so, Gennaro Rattuso, sì, tu dimmi che sei tu, se no puoi fare una figura in me. Nicola Monda, ma Grande Fratello si fa con Giuseppe Simone, ma non so, Nicola, dico proprio la verità. Chi si fa con Giuseppe Simone ce lo fai sapere, non lo so, non lo so. Mi avevano detto che ci stava pure lui stasera al Grande Fratello, però non lo so se lo vede, se è una stronzata, se è una cosa perché la NIT per far sì che uno se lo vede con più boh, però posso che cazzo, dice perché chi è che cazzo, si mette a un equilibrio anche la casa, può essere una bella cosa. Vabbè. Da uno la domanda di Lucix M3 Gullo, cioè che è proprio un nome proprio assurdo, da 1 a 10 quanto Juventini vai mai in curva? Allora, no, io non li odio i Juventini,
perché non mi metto a fare, non mi piace parlare di queste cose, no? Perché non cioè, magari perché ha visto qualche sketch, ha fatto così con la, contro la Juve, però alla fine no, a me non importa quando ti fa perché le buono loro, a me non importa. Poi sei mai andato in curva? Sinceramente da tempo non vado in curva, ma da tempo non vado allo stadio, tra l'altro. E in curva sono proprio anni. Lo sta. Salvatore Bellini, io volesse venire anch'io volentieri, ma mannaggia morto non tengo la webcam, poi io comunque faccio a cattare 4-5 webcam perché qua veramente state rovinate proprio, state proprio rovinati. Cioè, io pensavo veramente di essere quello che più era negato con la tecnologia, ma quando vedo voi mi state proprio state proprio un po' a me. Valerio Abbondanti, hai adottato la mosca di quell'altra volta? No, che ha già adottato. Eh no, chi lo sa ricorda però, che la mosca poi era una uccello, non era una mosca, non si poteva classificare nella, nelle mosche, era più una uccello. Tatuaggio c'è mia moglie che mi dice una cosa. Aspettate un attimo. Eh, Fatemela salutare un momento. Solo che non c'è chi suscrivendo a esso a qualcun altro, perché ci sto capendo di più, voglio un scientifico passi telefoni. Skype, Viber, SAP, come si chiama? Messenger. Non so se ci sono inviando anche messaggi a esso o a qualcun altro, effettivamente. Oh, spero di averlo mandato. Ok. Boh, cioè, no, non l'ho già mandato effettivamente. Scusatemi un attimo, scusate un attimo. Ok, forse sì, forse sì. Allora, stiamo dicendo, Francesco Riccio urtava a banco, faceva conversazioni rubigliette. Mo l'ha già capito. Francesco Riccio urtava a banco, faceva conversione rubigliette. Stai vedendo ancora chi rubigliette con la lira che stavamo dicendo poc'anzi. No, ma pare che me l'ha già stipato che l'ubiezza, perché per ricordo, perché comunque come ti faccio capire, io sono una che si conserva delle cose, diciamo, vecchie, perché ho un cassetto. Allora praticamente metto tutte le cose, mo c'ho i biglietti vecchi, i biglietti dell'aereo quando ci fatti i viaggi, che ne so, ma sono più all'estero, tipo i fogli McDonald's, queste cose, così, cose particolari. Secondo me sul biglietto me l'ha già stipato, poi se lo trovo, lo stiamo lo faccio vedere. Eh, Creta. Simona Capaldo, Fabri dietro sulla destra, sulla mia destra, di qua. Non tieni un congelatore con la gelatina verde. Ah, lo so, sto congelatore. Chi lo liet, Simo, un un congelatore con la gelatina verde. Chi le nuliet con una cosa a coppa, una cortella a coppa, quello, sa, fumata, di fumato, bombolone, Simona. Allora, allora esce tocca. Poi aspetta un attimo che ci bloccate con me. Bruno, scusa Cero, mi allontano un attimo, cerco di tornare prima possibile. Bruno, ma cioè, fam presto, vedete mo, cioè, non stiamo. Vabbè, senza di te, come facciamo, Bruno? Oh, Bruno è una grande presenza nella live, è uno che veramente interagisce, fa tante domande, e quindi Bruno, fam presto, si avvicina, vatta a fa su. Ah, Carnacchi 79 dice perché posso sul discorso del biglietto vedo che piace fatto abbonamento Carnacchi ma quale abbonamento? Il costa pure una cosa di soldi no no preferisco il mio biglietto nella tasca bello e io penso che pure voi facete poi io vi confesso questa cosa ma penso che sia una cosa di tutti quanti ho fatto che non lo so a me non lo so a me faccio questo metto il biglietto lo tengo, ce l'ho ma set no non mi siedo non mi siedo lo metto vicino all'obliteratrice e sto sempre a guardare, sempre in uno stato molto ansioso, sto sempre a guardare, si viene contro loro, cioè non me lo godo il viaggio, effettivamente se uno tiene un biglietto e lo timbra si potesse pure assappare, si potesse pure rilassare, io no, non mi rilasso e quindi metto a vedere si viene contro loro, sto sempre allerta. E poi ti capita che lo fatto una traspoco con la camminaccia, lei sto proprio con le cose blu e ti caga perché ti pensi che contro loro poi non lo è, per fare un po' più giallo, sai che la cosa però
effettivamente, poi una volta mi capita che facendo sto fatto, saglietto contro loro, io mi ero assettato vicino all'obliteratrice, quindi mettete il biglietto là dentro, bello e buono, non funzionava l'obliteratrice, ma che figura me. E alla fine comunque mi volevo fare molto, ma pare che non me la fai, no, aspetta, la facetta molto, però non mi ricordo se ci pagate, penso di sì però, penso di sì, che poi le pago, quella volta che ogni tanto me la fanno la pago, perché dico, cavolo, ci do questi 40 euro e poi possiamo arrivare in cartella e le guidare. Domenico Sarnese, buonasera, grande Domenico, grande Domenico. Domenico è un'altra partita abbastanza fissa nelle live, fa molto piacere Domenico. Ah, c'è pure l'amico mio dall'Albania, cioè no, dall'Albania, lui è albanese ma vive a Bari, me lo ricordo, Kreshnik Aliai, il nome è un po' contorto per noi, per dirlo, però io me lo ricordo, e magari è stato, ma pure lo pronunci bene, Kreshnik Aliaj, una cosa che vabbè, ti saluto Kreshnik. Il ritorno di Gianni tutto a posto, si sembra meglio, ricordo sempre me. Mi ricordo di Gianni, mi ricordo perché tiene un nome proprio veramente a cantante napolitano, forse lo sei, questo non lo so, però c'è proprio un nome proprio Gianni Napoli, cioè come si, boh, fare, non so, Luciano Caldore, Gigi, si fa così. Gennaro Attusate a webcam, la mise apposta a 10-15 anni da webcam, la mise veramente a posto. Mirko Centanni, Cerù, mi spiego, dato che Napoli è la città, riferito alla domanda di prima del turismo, cosa ne pensi? Cerù, mi spiego, dato che Napoli è la città più bella del mondo, riguardo alla popolazione, siamo un popolo ignorante perché invece di sfruttare le bellezze di Napoli pensiamo a renderla uno schifo. Che ne pensi? E beh, ovviamente sono d'accordo che nel senso che non sfruttiamo appieno le bellezze della nostra città, ovviamente, perché per esempio basti pensare che a Roma, che comunque è una grande città, per carità, veramente Roma è bella, c'ha tanti siti archeologici, le cose da vedere, campano veramente non solo di turismo, ma la maggior parte di turismo, perché si va a Roma, sta chini di turista, veramente è una cosa esagerata e si vede che lavorano bene. Qua purtroppo non so perché sono sempre pochi i turisti rispetto a quello che potrebbero essere. Quindi no, la domanda ti risponde ovviamente, cioè ti rispondi anche stesso tu in questa domanda, nel senso che non ne sfruttiamo buono, non la sfruttiamo appieno per quando la potremmo sfruttare. Ma mi sento molto serio quando dico queste cose, non vi pigliate paura, ci sta sempre fatti cosa così, mo bene buono sta parlando seriamente. Comunque, Valerio Abbondante, sì, Gennaro Rattuso live, quindi c'è già un parere positivo per come si dice, l'incorporamento di Gennaro Rattuso, che se mi conferma io, si mi riesce non sta pazziando, io veramente lo invito. Uh, Antonio Pucchero ha già fatto una webcam e un microfono subito, hai visto? Intanto e come hai fatto? Si è sceso un attimo, si è girato cinese che stava chiuso. Allora, Salvatore Beni, sapete che è già iniziato il Grande Fratello? No, non lo so, però sinceramente a me mi è morto proprio. Oh, si vuole vedrei tranquillamente, non è che dovete stare per forza qua a sentire a me che parlo come uno scema, quindi sentitevi liberi. Domidò, Domidò, perché non parli delle tue avventure da porta pizza, da porta piazza scritto, cioè, chi lo intende porta pizza, perché oggi ha fatto porta pizza, però ha scritto porta piazza, perché voi dovete sapere che Domidò, questo amico mio, no? Ha dei problemi molto seri a livello di scrittura, praticamente lui sbaglia a scrivere e poi lui fa anche, diciamo, fa anche un lavoro di comunicazione, cioè lui scrive le cose su Facebook, sai, importanti, però praticamente nel suo fazzo, nel suo problemino che sbaglia le doppie, sbaglia a scrivere, nel suo problemino voglio forte e quindi voleva dire porta pizza e porta piazza, vabbè, no.
Bohemian, lo dice Fabrizio, lo conoscevi o Barone? Ah, questa cosa che oggi è morto su Barone, questo qua. Io sinceramente oggi ho visto che l'hanno scritto qua a Facebook, però non ho capito, forse non ho visto bene la foto, però non ho capito chi era. E vabbè, mi dispiace che è morto perché mi sembra che era un barbone che stava tipo a zona di Piazza Dante, non ho capito, a zona. Però non mi ricordo, può essere proprio Sacci, può essere proprio, lo so. Mi dispiace perché mi sembra che un po' che ho visto dalla foto, un poco, mi pare che era giovane, non era proprio vero. È morto per una malattia, ho letto. E boh, mi dispiace, mi dispiace, come fa? Mi dispiace, mi dispiace. Vabbè, Virgilia, complimenti per lo scherzo dell'uomo cespuglio, Teo Muren, quando la signora Hit danno a Cile non danno va. Caila Git pure la davo questa cosa, io non l'avevo sentita questa signora poi signora, poi non era proprio una signora, era una guagliù. Non l'avevo sentito che aveva detto questa cosa, perché anzi pensavo, vabbè, comunque, eh, alla fine ho fatto ridere un po' la gista, che città che serviato paura, non lo so, vabbè. Comunque, Francesco Riccio, c'era a Milano un biglietto costa 1,50 euro, infatti ci hanno accattato in macchina e sparagnamo, ma serio. Cioè, boh, ma qua costa 1,30 euro, Francesco, una volta costava, mi pare, un euro, mi pare, poi belle 1,10 euro, 1,20 euro e 1,30 euro, oppure mi pare 1,10 euro e poi zumbato subito a 1,30 euro. Poi a Napoli poi diciamo 60 malamente a livelli fra poco comunque. Ehm, Kreshnik, grazie Cerrone, grazie a te Kreshnik che ti metti a vedere ogni tanto i nostri live, io spero che tu capisci quando io parlo perché parlo, cioè, non è che parlo tantissimo bene sempre in italiano, quindi magari trovi difficoltà, quindi ci attrezzeremo a mettere dei sottotitoli nel prossimo live, così ci possono seguire da tutto il mondo. Jenny Ruggero, grande Jenny. Non i ragazzi del liceo Spordone, no? Assolutamente, li ho salutati anche l'altra volta, ma io mi sento proprio buono quando saluto i ragazzi del liceo Spordone, si sbagliano pure nome, mi sento proprio, anzi, lo dico di voglio, liceo Sbordone number one. Caparuscia Cim sta no, ma veramente, dove sta questo liceo Sbordone? Io non lo so dove sta, non l'ho già mai sentito, forse era dalle parti Villa, non lo so, per curiosità, oramai le pure devo sta? Giuseppe Annaloro, Giuseppe Annaloro, pure me lo ricordo che ci sta tra l'altro, lo saluto. Buonasera, ma che me ne faccio del grande fratello quando ci sei tu? Mamma mia, Giuseppe, sei veramente, mi hai fatto veramente venire i brividi. Gianni Napoli, c'è Roma, fai vedere un cazzettino tuo, che colore è? No, Gianni, io questa volta non te lo posso far vedere, cioè non è che non te lo posso far vedere, sto vestito, stasera sto vestito, perché all'inizio ci ho fatto un po' di live col pigiama, però mo, essendo che sono tornato, diciamo, che sono tornato mo, già ci ho fatto a team a mettere il pigiama, e poi volevo stare poco, perché sai, come dai fare capire, a finire mi ci sta tempo con il pigiama, ogni tanto voglio far vedere pure uno che possiede, diciamo, degli atti oltre che al pigiama. Lo so. C'è c'è Roma, certi commenti fanno ridere, non li leggo perché sono troppo scema. Antonio Puca e tenevo in due cassette, me le ero dimenticate perché tenevo staccate da una vita, perciò quando stai proprio, stai embriaco proprio, tieni la webcam e cuffie e non la vivi, ma vivi un po'. Comunque, niente, praticamente io volevo dire una cosa, però, ma scusate, stiamo facendo un po' tardi con la parodia, però 90% mercoledì è pronta. Mercoledì c'è la prima pubblicatura, la possiamo già pubblicare, quindi ma non vedo l'ora perché voglio dire, cioè, ci siamo impegnati, abbiamo fatto una cosa che secondo me che cazzo malamente, una cosa che cazzo, veramente, a me mi fa ridere, a me mi fa ridere perché solamente la canzone che ogni tanto me la sento che abbiamo fatto mi fa proprio ridere sta. Figurati il video, io il video ancora
non l'ho visto perché questa volta non l'ho voluto di solito, quando faccio video, no? Da un po' di tempo a questa parte, ci stavo pure, cioè io partecipavo al montaggio, allora quando tu vedi un video che poi lo monti, cioè, lo vedi 100 volte, vedi sempre le stesse scene, e ti passa pure un po' sfizio, alla fine quando finisce il video tu non te lo non ti piace più, non è che non ti piace più, già ti consumato da parte. E quindi eventualmente che stavo però no. Questa volta ci voglio, cioè al mio amico che me lo sta montando, Vincenzo Olivero, che lo saluto pure a lui, che tanto non ci sta venendo, però io lo saluto lo stesso. Praticamente ha detto Vincenzo, no, io non lo voglio vedere proprio montaggio, fammelo vedere alla fine quando è pronto. Perché quando me lo vedo alla fine che è pronto, mi piace più, è una cosa più. E quindi allora c'era mercoledì non so cosa. Virgilia, Virgilia mi sta facendo un sacco di complimenti, ma ti ringrazio. Ma quale grande fratello se c'è Cerrone che ti fa passare un'ora senza pensieri e col sorriso sulle labbra? Oh, mamma. Fabrizio, grande Virgilia, io non ti conosco, ma io ti ringrazio veramente perché mi fa assai piacere che mi preferisci al grande fratello. Aspettate un momento, si è bloccato il tamaro. Scusate, Ah, ecco qua. Antonio Puca, ma mo che bene, Piettivul, facciamo un servizio completo, ma faccio tagliare pure i capelli. Se stai alludendo al fatto che, infatti immagina, scusavo, si tenga questi capelli proprio inguardabili, sta barba così, voglio, ma purtroppo, signore Piettivul, non mi posso tagliare i capelli. Poi non voglio fare barba, e se non fa barba, tengo i capelli lunghi, ma era ancora più brutto. Quindi preferisco avere tutto un, capito, un cespuglio unico, però fra poco mi taglio perché sto arrivando a un livello veramente di cefronaggine assurda. Però continuo la tua cosa. Sparagno barbiere ci ama a pigliare un caffè. Perché giustamente dice Antonio, ma sì, Pietevolo ti tagli i capelli, ti tagli veramente anche gratis. E ti tagli pure buono, fondamentalmente, perché li sa tagliare. Eh, Jenny Ruggero a Capodimonte, a Gola, il liceo Sbordone sta a Capodimonte. Eh sì, perché io non sono pratico di Capodimonte, quindi vabbè, comunque grandissimi liceo Sbordone. Valerio Abbondante Gennaro tu live, ma allora Gennaro tu vai manda. Allora mo invito questo amico mio, se ci riesco provo a invitarlo e così facciamo entrare solamente che cioè, già riuscì prima, però ci provo, eccolo qua, ok, mi invita, aspettate un attimo, voglio ma so piano papà vicino a queste cose, non so se vi ricordate le puntate precedenti, non sapevo mancare un cazzo se lo giro nei commenti, invece mo riesco un po' più a destreggiarmi. Tutto ciò con un computer molto scarso, perché il computer mi voglio veramente fa pietà. Allora, Gennaro Rattuso, eccolo qua. No, allora Gennaro, io non ti posso invitare in questo momento perché tu non mi devi aggiungere, ma tu dici che stai dicendo, però capiscimi, mi devi aggiungere alle tue cerchie, alle mie cerchie, cioè no, tu mi devi aggiungere allora, come se ci sta spesso? Un giga da aggiungere tu, mi aggiungere a me. Aggiungimi alle tue cerchie, scusa, ma aggiungimi tu alle mie cerchie. Così praticamente, perché sennò non ti vedo qua, io come si dice? Ti scrivo, ma non esce niente, questo volevo dire. Ne ragazzi mi esprimere correttamente. Quindi ti devi aggiungere alle mie cerchie e io ti posso invitare, che so che dici. Allora, comunque, Scerro, saluta il Rione San Gaetano. Ah, sì, sì, Rione San Gaetano, ma secondo me non esiste questo Rione San Gaetano, non l'ho mai sentito. Allora, comunque lo saluto San Gaetano, perché Carmine Catapano, che è veramente il mio assistente non ufficiale, ehm, la domanda seria è arrivata. Mirko Centanni, Cerro, cosa ne pensi della crisi finanziaria in Italia? Cerro, ti sto mettendo alla prova, anche per far capire che tu non fai solo stronzate, no?
io ti voglio bene perché se mi reputi una persona che non fa solo stronzate, ma io comunque solo stronzate faccio, ma mi stai una domanda troppo seria, poi mi fai parlare con meno scemo, 3 ore, questa qui. Io per esempio ho un personale pensiero sulla crisi, ma magari voi riuscite a scegliere, però per esempio io la crisi per esempio mi fa ridere perché tu dici la crisi, ma secondo me questa che ci abbiamo noi non è crisi, perché fondamentalmente qua, per esempio, io mo, capo intendono la lira, però poi ti dici, no, sto qua, mi a parlare con voi, non è che mi manca i mangiamo, ma cioè, io la crisi la interpreto come una cosa di che uno proprio si muore di fame, muore, non ci sta l'acqua, che ne sai, non so, sa a dormire, le cose tipo Africa, come dici, questa per me è la crisi. Mo, noi diciamo la crisi, la chiamiamo così, ma alla fine è perché, per esempio, magari oggi noi abbiamo più soldi che avevamo ieri. Non è il mio caso, perché non l'ho ceduto né a ieri né oggi, quindi non l'ho mai avuto. Quindi io non l'accuso questa crisi, fondamentalmente, non ci mai tenuto, quindi sto sempre allo stesso livello. E quindi no, per me la crisi boh, non è una cosa per me, almeno per noi che siamo comunque gente, come si fa capire, abbastanza così, ma chi cazzo, non lo so, forse per i ricchi c'è sta la crisi. Oddio, sì, se si parla di chi là che hanno perso posto, allora che c'è sta la crisi da questo punto di vista, e posso capire, perché, vabbè, comunque, cambiamo argomento, su cazzo mi parla
voglio, stiamo parlando solo lì, secondo me a 5 minuti. Stiamo parlando solo lì a 5 minuti, perché poi mi sono reso conto che arrivavano nei commenti che arrivano sempre un po' dopo e nessuno mi sentiva. Comunque, spero che non mi sentite, fatemi un cenno, scrivetemi un commento, una per far capire che mi state sentendo, perché poi ho visto tutte le stemme che sono partite, ok, aspetta un attimo, sono partite tutte le stemme proprio una redanata, e Gennaro Lattosetto per colpa mia, bocca a chi deve, no, per colpa dello computer mica, quando vanno a Facebook praticamente non riesce a sostenere, non riesce a fare due cose con computer, proprio come me, due cose insieme non le riesce a fare. Però spero che voglio, scrivetemi se mi state vedendo, perché mi sento poco. Aspetta, stanno scrivendo, perché sennò non spreco fiato. Fabri, è così che morì in live, no? Aspetta, ma come mi stava a vedere? Mi dovreste vedere, mo. Un complotto dei testimoni di Geova. Oh cane, eccolo, meno male, meno male, meno male, meno male, meno male. Aveva agito, io stai parlando proprio solo io, mi ero reso conto proprio. È perché voi me lo dite, però poi i commenti arrivano dopo, quindi no, meno male, meno male, meno male. Vabbè, continuo a leggere quello che state scrivendo. Virgilia C, eccomi, sono tornata, che è successo? Che mi sono persa? No, niente, Virgilia, praticamente è caduta la linea e stai parlando come uno scemo da solo, per 5 minuti da solo. Peccato, perché veramente avevo detto delle cose molto scabrose, avevo detto cose molto interessanti. Peccato, così questi 5 minuti più belli di tutti i live che abbiamo fatto fino ad oggi. Mi dispiace, ma avevo detto cose che non posso ripetere, ora non posso ripetere, però. No, sto paziando, non sto facendo. Comunque, ora è tutto a posto. Ok, 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 ok. Prima c'è Roma, Giancarlo Cervelli e Jenny, già l'ho detto prima, Giancarlo Cervelli, vabbè, tu forse non ci stavi, ma purtroppo è chi va a fare una partita di calcetto, non è potuto esserci. Io spero che la prossima volta lui ci sia, perché ci divertiamo con la chitarra, ci mettiamo a cantare due canzoni, veramente ci arriviamo proprio a falò e ci divertiamo. A proposito, occupato, vabbè, mo è Ambres, però occupato che fosse bello organizzare un bel falò, un mese di giugno, sai, un mese di maggio, cose, il tempo inizia un po' più a. Fatto bene, un bel falò, ci organizziamo, facciamo un live falò. Ehm, adesso, comunque stasera 18 spettatori, Maro, Grande Fratello ci fa un grande buff. Ma sì, ma noi lo combattiamo tranquillamente, Grande Fratello, ma noi alla fine vicino a foot, un'oretta insieme, tanto poi Grande Fratello finirà pure tardissimo, cioè alla fine quando fra poco finiamo a casa ma apre pure Grande Fratello senza problemi. Ma io non me lo vedo sinceramente perché mi rompo un cazzo, raga, mi fa fastidio, non lo so. Poi sarà chi ne pubblicità, faranno pubblicità una collanata, no? Vabbè, comunque, andiamo avanti. Gennaro Rattuso, Gennaro Rattuso vuole essere invitato nella live perché sa da fare i posteggi, ma come si può fare? Cioè, ma noi stiamo a casa, stiamo parlando, non lo so. Ma poi scusi, una volta che ci ha fatto conoscere pure a Monica Vinaccia, mi ricordo che in un live ti presentai a Monica Vinaccia, che non so poi che fine avete fatto, se siete asciutti, se siete. Facci sapere, siamo curiosi, come vi siete conosciuti su questa piattaforma, quindi fateci sapere se siamo stati d'aiuto. Gianni Napoli, Cerrò e Bell si faceva parodia della canzone Toca Toca dei Fly Project. Toca Toca, e qual è? Toca. Non sa, se mai è vecchia questa canzone. Non lo so, fammela, mandamela un po' a Facebook, mandamela da Mavic, ma non penso che sia una canzone molto conosciuta, almeno ora, perché se no io conosco tutto, che poi mi vado sempre a vedere canzoni nuove, mi vado a vedere sempre per fare una cosa, quindi me le vado a vedere. E. Jenny Ruggero, organizzammo un raduno, ma sai che ci ha già pensato ultimamente a sto fatto un raduno? Giusto Diego l'ha organizzata, mo, casomai lo faccio io, però sai che io mi metto paura che mi viene perché cioè gli faccio un raduno, poi piglia bene, insomma solo io, non rischierei, non rischierei.
Vai giù, sono di nuovo in diretta, probabilmente da quello che c'è scritto qua dovrei essere un'altra volta in diretta. Confido sempre nei vostri commenti per capire se ho vere oppure no. Quindi iscrivetemi e fatemi capire se ci sto ancora, perché se no mi trovo a parlare con mano cretina. Allora, io vado sui commenti. Sì, perché ho letto che praticamente era saltata la linea, che stavolta però ho parlato di meno da solo, perché me ne sono accorto quasi subito che era saltata. Purtroppo ogni volta che zomba la linea perdiamo spettatori. Però vabbè, tanto fra poco finiamo perché già stiamo da un'oretta, anche se il tempo passa velocemente e passa piacevolmente. Allora, mi penso che sono in linea per i cavi, però confermatemelo con qualche commento, perché sennò non posso, perché mi metto proprio che parlo da solo. Allora, risolvi, guarda, qualcuno dice, Fabio, risolvi subito. No, io subito oggi risolto, credo di aver risolto. Facetemi sapere, mandatemi un commento, fatemi sapere, mandatemi un commento, uno solo basta per capire. Non mi arriva nei commenti, non lo so. Ma chi lo può essere? Poi è stato commentato, però arrivano vlog. Stanno arrivando i commenti. Fabri stai parlando da solo, probabilmente sì, probabilmente sì. Chi se ne complotto? Eh, Niente, voglio, non mi vedete, non mi sentite? Sì, ah, ok, sono nato? Olè, olè. No, intanto leggo le battutacce che sta dicendo, che praticamente io scrocco la linea da qualcuno, no, ne ho vera, anzi, prima la scroccavo, per carità. Prima la scroccavo perché praticamente ci stava, questo non lo potrei dire, però vabbè, comunque ci stava qualcuno che abitava qua, che praticamente teneva questa linea senza codice, e io praticamente vabbè, la scroccavo la linea, però non è che la scroccavo perché per esempio non ce l'avevo, veniva, la tengo ancora la linea mia, però sai che scroccava solo, non so, boh, andava più veloce, forse era più comodo, lo facevo proprio buffà. Però mo, no, mo tengo la linea mia proprio, cioè, quindi non scrocco linee. Ehm, lo so. Sta in diretta. Ok, 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 ok. No, no, oggi capito che sono un'altra volta in diretta. E niente, voglio. Alla fine, dai, siamo stati buoni. Pure stasera siamo stati bene, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Ma no, mi dispiace che ogni tanto saltava la linea. Mi dispiace che ogni tanto saltava la linea non è colpa mia. Poi me ne accorgo manco, quindi sarà connessione, vabbè, pure le altre volte ogni tanto saltava. Che volevo dire, poi giù. Niente, alla fine ci siamo fatti una bella chiacchierata. E poi giù, mercoledì esce la parodia, mi raccomando. Se vi piace, voglio una cosa che vi dico sempre, che se ci tengo, se la parodia vi piace, la fa ridere, vi è piaciuta e tutto, ma perché non la condividete? Mannaggia la miseria, io non facile che voi mi scrivete tante cose, tutto bello, come è bella, però vedo che per esempio il messaggio si condivide poco, pure se una cosa piace, io voglio capire se una cosa non piace, uno non la condivide, perché ovviamente non c'è, però se vi piace, almeno quello, da quello che mi scrivete, tutto, cioè, ma perché non la dividete pure, che mi facete un piacere. Ovviamente noi più la condividete, più facciamo visualizzazioni, più ci fa piacere, perché sappiamo che ci può guardare non starci più gente, ovviamente. Se vi piace una cosa, condividetela, proprio ve lo chiedo per favore. E ok. Niente, voglio, allora niente, vabbè, io me ne vado perché per un grande fratello, no, 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 me ne vado perché tengo che fare, già fanno proprio un po' di cose e niente, vi voglio salutare per quelli che sono rimasti, Felice Maiello, Francesco Riccio, Virgilia, Jenny Ruggero, Carnacchi 79, Kreshnik Cagliai, Salvatore Bellini, Gennaro Rattuso, Antonio Puca, Luca Saviano, forse già l'ho detto, e vabbè, poi mi scorda qualcuno, pazienza. E voglio bene.
buona serata e grazie. Ci sentiamo la prossima volta, mercoledì la parodia e poi lunedì prossimo live, speriamo che ci sia pure TV, oppure Giancarlo Cervello, oppure non lo so, oppure qualcun altro. Boh, un bacione, buonasera e buonanotte. Vabbè, se riesco a spegnere perché solo che arriva anche... Ecco qua. Ciao, aiuto. Buonasera.